Immagini come queste diventeranno sempre più rare perché non ci sono più autisti per gli scuolabus. A lanciare l'ennesimo avvertimento Adriano Battistuzzi, che ha 70 anni, anche questa mattina si è alzato alle 3 pur di portare i mezzi ai capolinea da dove iniziare la raccolta di studenti scolari. Noi il segnale l'abbiamo avuto in questi anni dove non si partecipava alle gare d'appalto, andavano deserte, comuni che ci chiamano per chiederci ancora oggi di andare a coprire alcuni servizi che non siamo in grado di fare, magari abbiamo i mezzi, sono fermi, ma il personale non c'è. Eppure lo stipendio è buono, il posto è sicuro e soprattutto per i giovani è un'occasione non solo di condurre uno scuolabus, ma nel tempo di vedere il mondo guidando i pullman Gran Turismo. Già, i giovani, perché in questo come in altri settori quelli che mancano sono soprattutto loro. E il dramma è che abbiamo sempre meno giovani. Noi le risorse che abbiamo attualmente sono risorse di una generazione ormai avanti con gli anni e quindi la prospettiva non è rosea. Giovani che si affacciano a questo lavoro non ce ne sono, i motivi sono diversi, non ce n'è solo uno, ma alla base di tutto secondo me c'è una mancanza di solidarietà. Perché secondo Battistuzzi bisogna intervenire sulla scuola spiegando che un lavoro è anche un servizio alla comunità. In questo paese ci sono scuole professionali per tutte le professioni, non ce n'è una per le professioni legate al mio mondo che non è solo il trasporto persone ma anche di ambulanze, autisti che trasportano medicinali, merci pericolose, taxisti, NCC, un mondo da scoprire. Una situazione per Battistuzzi appesantita anche dalle assenze per malattia, con un appello direttamente al direttore generale dell'ULSS Trevigiana, Francesco Benazzi. Un po' di più responsabilità da parte anche dei medici di base quando danno queste malattie. Non possiamo assumere del personale a settembre per fare lo scuolabus e già ad ottobre ha fatto un mese di malattia.